Buongiorno, come state? Come procede l'incatenamento carcerario? Tutto bene? Sembrerebbe che saranno sospesi tutti i campionati dei giovani, dei bambini. Che meraviglia! Questo ovviamente sempre perché piove dall'alto, e cioè dai vertici di una piramide. Sì, la struttura è più o meno quella, del resto si evince chiaramente guardando dietro il dollaro americano, c'è una piramide con scritto Novus Ordus Seculorum, il nuovo ordine dei secoli. Stiamo parlando della fine del Settecento, ragazzi, quindi è qualcosa che viene da molto lontano, ma come fate a non rendervene conto? Io un piccolo accenno a quei padiglioni psichiatrici chiamati scuola e istruzione, che prevede sempre il controllo fin dalla nascita dei bambini che procedono nel cammino della vita. Io sono stato sempre molto creativo e un diverso proprio catalogato, omologato, perché ad esempio all'interno di certificazioni morali con domande quali sono le principali cause di divorzio, io rispondevo il matrimonio, facendo incavolecchiare i professori. A cosa assomiglia metà della mela? Io dicevo a un'altra mela e loro invece volevano riferimenti geometrici. Cosa non puoi mangiare a pranzo e a cena? Io invece di rispondere a quello che loro volevano, rispondevo la colazione. E devo dire, una volta una professoressa mi diede 3 per queste risposte creative, però in disparte mi disse: io credo che tu sei uno creativo, ti do 10 più, però non te lo posso dare scolasticamente. Ma ci rendiamo conto? Ecco, sono partito così apparentemente da lontano, ma per certificare che poi nel tempo, negli anni, nei secoli, la realtà dell'umanità ha raggiunto condizioni di ottusità veramente inverosimile. Il calcio, di cui io faccio parte in qualche modo, sono anche tesserato con la federazione, essendo un presidente ed essendo anche insignito di una tessera che mi permetterebbe di entrare in tutti gli stadi d'Italia in ogni partita, ma sinceramente non ho mai verificato se questo sia vero o no, anche perché io da tanto ho smesso di andare negli stadi da decenni, non perché guardi le partite in televisione, ma perché per andare ad esempio all'Olimpico devi farti una passeggiata, tra virgolette, di 3 chilometri, passando attraverso una serie infinita di controlli, e io a un certo punto ho detto adesso mi guarderanno anche che mutande ho, se nascondo qualcosa nella canottiera, ma signori, ma siamo veramente arrivati alla pazzia. Qualcuno non può ricordare i giovani che si andava allo stadio un minuto prima, prendevi il biglietto e andavi, ma questo equivale a tutto ciò che sta accadendo oggi con il coronavirus. Io oggi mi faccio da parte subito perché gradisco che vediate uno dei tanti viveri, viveri, questo è un lapsus freudiano, dei tanti messaggi alternativi o fuori dal coro. Io sono uno che è nato fuori dal coro, infatti anche stando nella pancia di mia mamma mi ritenevo già fuori da questa contestualizzazione anatomica, ma questo è un discorso troppo complicato, magari lo faremo in un'altra vita. Quindi io vi invito a guardare questo video di questo signore equilibrato, professionista e onesto, che questa è la parola, signori, onestà. Devo dirvi che ieri ho visto quella fantastica manifestazione a Detroit, in America. La gente, forse non è Detroit, non importa, è una città del Massachusetts, forse questo l'ho azzeccato, in piazza, fregandosene
delle imposizioni. Ho visto anche dei poliziotti che con la testa bassa camminavano in mezzo alla gente. Capite qual è il significato di questa manifestazione? Cosa ti possono fare se siete tutti che protestate? E uno dei commentatori mi ha commosso quando ha detto Italian friend, amici italiani, fate come noi. E ora buona visione, guardatelo e come sempre buona giornata e a domani.